Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, oggi vediamo una partita dove Nakamura sconfigge un giocatore fortissimo, un over 2600, Evgeny Bareyev, in sole 11 mosse. E dico 11 mosse, non di più. 11 mosse sono poche con il nero per sconfiggere un giocatore così forte, che certo non è nell'elite, nella super elite mondiale, ma è soltanto un gradino sotto e al bianco. Siamo negli spareggi rapidi del Millionaire Open di Las Vegas, dove c'erano in palio milioni di euro di premio, tantissimo per un Open. E qua il bianco inizia con cavallo F3, dopo D5 gioca D4. Nakamura gioca C6 facendo ben capire al suo avversario che è disposto appunto a giocare una slava, perché C4 appunto trasporrebbe nella slava, ma il bianco gioca alfiere F4 giocando un sistema di Londra e ora donna B6. Non è la mossa principale, la terza mossa più giocata in questa posizione, è molto ambiziosa e prende di mira il pedone in C1. A questo punto il bianco deve fare concessioni per difendere il pedone, non so, magari donna C1, dove la donna non è particolarmente attiva, B3 che indebolisce un po' le case nere, che è stata la scelta giocata in partita. Poi si può giocare anche C4, però per sacrificare il pedone, però visto che un pedone è sempre un pedone, non tutti hanno voglia di giocare queste continuazioni. Certo, il bianco è un gioco interessante, ma il nero già ha qualcosa per cui giocare per vincere. Quindi B3, cavallo F6, il bianco gioca E3, cavallo H5, quindi Nakamura gioca iperaggressivo, vuole subito eliminare la coppia degli alfieri del bianco. Il bianco può giocare alfiere G3, ma perderebbe la coppia degli alfieri, così come se lo lascia lì. In caso di alfiere E5, realmente al bianco dava fastidio cavallo D7, appunto per togliergli l'alfiere. Quindi il bianco escogita un piano che è alfiere G5. L'idea appunto è conservare l'alfiere a tutti i costi, a meno che il nero indebolisca molto l'ala di re con H6 e G5. Ok, H6 viene giocata perché non è un indebolimento così grande. Ora qua però, anziché G5, viene giocata un'altra mossa. G5 si poteva fare per catturare l'alfiere, anche se bisogna stare attenti a mosse intermedie, magari cavallo E5 per dire, no? Che contrattacca H5 su G per H4, donna per H5, contrattaccando F7, no? Con un potente attacco del bianco. E quindi Nakamura gioca l'arguta cavallo D7, no? Che controlla questa casella. A questo punto cavallo E5. Pareyev gioca comunque l'attacco di scoperta contro il cavallo in H5 che gli dava fastidio. C'è da dire che in caso di mosse come alfiere AD3 o alfiere 2, G5 sarebbe seguita, il nero prende la coppia degli alfieri a suo piacimento con buona posizione. Non vince il nero immediatamente, ma probabilmente ha già un leggero vantaggio, anche se la posizione è un po' turbolenta, il nero sta meglio. B3 è un grande indebolimento a lungo termine. Barayev gioca cavallo E5 cercando complicazioni. Peccato che già perderà il suo destino segnato nel giro di poche mosse. Cavallo per E5, punto esclamativo. A questo punto, in caso di D per E5, donna D4, ops, attacco doppio. Quindi, dopo mosse come C3, la donna cattura in H4 difendendo il cavallo. Per l'effetto di questa sequenza il nero ha un pezzo in più e la partita vinta. Il donna per H5, ma ecco che la donna è andata a piazzarsi in un vicolo cieco, dopo cavallo G4 che toglie il cavallo dalla presa, elimina la diagonale, chiude la diagonale di ritorno. A questo punto il bianco deve fare i conti con mosse come G6 che intrappolano la donna. Quindi se il bianco gioca mosse di sviluppo può seguire G6, la donna cade. Se il bianco gioca mosse come H3 per scacciare il cavallo può seguire G6, di nuovo la donna cade. Il bianco prova a giocare alfiere G3 per lasciare una via di fuga alla donna, va dopo G6, donna H4, alfiere G7, perché su donna H3 potrebbe esserci già una scoperta come cavallo per F2, con attacco di scoperta contro la donna e attacco tra l'altro contro la torre in H1, no? Parte il secondo attacco contro la donna. Dopo donna H4, alfiere G7, con l'idea di continuare con alfiere F6, costringendo la donna in H3, per esempio su alfiere 2, alfiere F6, la donna è costretta ad andare in H3 con attacco di scoperta decisivo. In caso di H3
Alfiere F6, la donna non ha nemmeno H3 ove rifugiarsi. In caso di alfiere F4, per creare un rifugio alla donna, viene G5 con forchetta, e oltretutto dopo la forchetta, dopo che si guadagna un pezzo, il nero ha comunque partita vinta con mosse come per esempio alfiere F6, no? Perché c'è il pezzo in più, su donna F4 si continua a perseguitare la donna con vantaggi decisivi. Il bianco ha vinto e quindi dopo la semplice, dopo la mossa di sviluppo alfiere G7, il bianco si è arreso concedendo al nero la vittoria. C'è da dire, sì, anche alfiere E5 poteva essere possibile, la donna forse qua non cade, può scappare, ma dopo cavallo per, di per, alfiere per, ora notiamo la debolezza, no, di questa diagonale. Caso di C3, donna C5, la posizione bianca è molto traballante, no? Perché su donna B4 possiamo prendere, cade a 1. Mosse come re di 2, disperazione, per difendere C3, alfiere F5, continuando lo sviluppo, che il bianco una posizione, pessima, se minaccia alfiere per viene a prendere in C3, anche con mezzi normali, anche se non si guadagna altro materiale, solo in questo pedone in più la posizione, per Nakamura siamo di fronte a una facile vittoria. Quindi, vittoria impressionante di Naka contro Bareyev. Chissà, chissà chi altri riuscirà a sconfiggere un giocatore così forte, così in fretta, in un torneo live, non online, over the board. Quindi complimenti a Nakamura e ci vediamo presto con altre partite commentate.